Torna dopo 2 anni il villaggio di Confragionato Imprese Veneto a Samu Expo, la fiera di Pordenone che raccoglie tutto il meglio della meccanica, della metalmeccanica, della subfornitura meccanica del Veneto, d'Italia e non solo. La fiera riparte dopo 2 anni di sospensione e 35 imprese hanno aderito al progetto realizzato grazie al contributo di EBAV e hanno allestito un villaggio intero dove i clienti possono venire a visitare tutte le offerte della subfornitura meccanica dell'artigianato veneto. Un'esperienza molto positiva anche perché dopo 2 anni duri di pandemia siamo riusciti a creare un villaggio con oltre 35 aziende. Per noi è molto positivo essere ritornati in presenza, anche se abbiamo unito alla presenza anche la parte digitale col Digital Showroom, in cui le aziende hanno sperimentato anche quello che può essere la presentazione di un'azienda a livello digitale e quindi anche per un mercato estero, quindi presentare i propri prodotti distanti dal nostro territorio. Questa presenza in fiera, come la vedete rispetto alle criticità che ci sono in questo momento, anche la guerra in Ucraina, il caro energia elettrica? Le aziende, da quello che ho potuto capire, tendenzialmente sono tutte positive perché effettivamente gli ordinativi ci sono. Siamo molto preoccupati per questa tensione che c'è in Ucraina perché logicamente anche questo sta facendo aumentare i prezzi dei materiali. Il nickel per esempio è andato alle stelle, l'alluminio si è triplicato praticamente e quindi le difficoltà nostre sono quelle di proporre prezzi nuovamente in aumento ai nostri clienti. Però tutto sommato c'è dialogo con la nostra clientela e di conseguenza capiscono il momento e sinceramente le commesse continuano a proseguire, quindi sinceramente siamo positivi. Samu Expo è aperta anche agli studenti, ne vengono molti. C'è sempre un problema di reperire manodopera. Quanto è importante far vedere ai ragazzi, anche attraverso le fiere, quali sono le imprese? Dal nostro punto di vista è importantissimo mostrarsi appunto ai ragazzi, sarebbe ancora più importante mostrarsi alle famiglie e far capire la bontà delle nostre aziende, di quanta tecnologia c'è appunto all'interno delle nostre imprese e quanto sia l'investimento, l'importanza degli investimenti fatti dai nostri imprenditori. Perché ripeto abbiamo sempre più bisogno di manodopera perché non riusciamo a fare dei lavori semplicemente con le macchine ma abbiamo bisogno anche degli uomini e anche donne perché ripeto il nostro mondo è aperto anche alle donne e ben vengano perché dal punto di vista della precisione molti dei miei colleghi compresi noi abbiamo avuto dei buoni riscontri. Partecipare a questa tipologia di manifestazione è molto importante in quanto ci fa vedere che siamo in un gioco di squadra, ci fa vedere che comunque abbiamo una visibilità che possiamo trasmettere anche agli altri facendo gruppo e appunto pubblicizzando i nostri prodotti, il nostro fare, il nostro essere nel territorio. Il futuro è nella digitalizzazione, è nell'informatica, è nel farci conoscere anche se non in presenza in tutto il mondo in pratica, perché ormai l'azienda artigiana non è più una realtà locale, è una realtà che si deve confrontare con il resto del mondo. Siamo in una globalizzazione e quindi bisogna che ci adattiamo anche noi a questi mercati. Quanto è importante, Presidente, partecipare alle manifestazioni fieristiche in gruppo dentro un villaggio invece che da soli? No, è un'esperienza che io consiglio a tutti, intanto per crescita personale e aziendale. In seconda cosa si può confrontare con i colleghi, capire che magari i nostri problemi sono comuni e mettendoci insieme si possono risolvere e si creano spesso delle reti di collaborazione. Presidente, Padova è notoriamente il distretto della metalmeccanica del Veneto. Siete molto forti, ma siete anche molto esposti con l'export, eccetera. Come sta andando in questo momento? In questo momento sta andando che c'è una grandissima incertezza per via della reperibilità di materiali, dei costi sempre crescenti, però la madre di tutte le battaglie che dobbiamo combattere è quella di reperire collaboratori per le nostre aziende perché le situazioni si risolveranno, ma se non troviamo collaboratori resteremo sempre nell'impossibilità di uno sviluppo e di investimenti futuri. Quanto sarebbe importante tornare ad avere una fiera nel centro del Veneto, magari a Padova, della meccanica? La Fiera della Meccanica Veneta è nata ed per molti anni ha avuto come casa la Fiera di Padova. Noi siamo sicuri che se venisse riproposta in questo momento nel cuore del Veneto, nel cuore di un distretto importante come quello della meccanica, avrebbe un successo clamoroso e avrebbe aggregazioni da tutta Italia e non solo. Dunque auspichiamo e chiediamo
ai gestori di Fiera di Padova di pensarci, diamo la nostra disponibilità a essere presenti e a collaborare nell'organizzazione. Siamo con Andrea Menti, uno degli espositori al villaggio di Confraggianate Imprese Veneto e uno di coloro che hanno fatto un'esperienza con la Digital Showroom. Oggi avete fatto un match, come si è trovato? Bene, diciamo che questa esperienza mi ha dato la possibilità di interfacciarmi con una realtà della Lombardia che diciamo, se non fosse stato per questi strumenti digitali non avrei potuto realizzare. Insomma. Confido che ci sia un seguito, che diciamo, i nostri rapporti abbiano interesse da parte del mio interlocutore e di concludere gli affari nel miglior modo possibile. Senta, ma visto che ha fatto questa esperienza, è diverso da fare un incontro in fiera? Cioè, potrà sostituire un giorno la fiera fisica o no? Beh, diciamo che gradualmente potrebbe sostituire l'incontro in fiera, l'incontro fisico in fiera, perché diciamo, non ho avuto nessuna difficoltà nel parlare col mio interlocutore e appunto scambiare le informazioni necessarie per richiedere l'offerta e per proseguire nella trattativa commerciale. La Metalmeccanica Artigiana Veneta è uno dei distretti più importanti del Veneto. Sono migliaia le imprese e decine di migliaia i loro addetti. È una forza del Made in Italy e una vetrina straordinaria per tutto il mondo. Le imprese lavorano in filiera sia per produzioni italiane ma soprattutto per produzioni anche estere. È un fiore all'occhiello che qui a Samo Expo si è presentato al mondo.